Scatman's World. Ciao a tutti dal comandante veneziano, vai di Football Manager e vai di Venezia. Allora, conferenza stampa prima della partita con il Pordenone. Allora, ha giocato molto bene, allora l'intera squadra vuole mantenere questo stato di forma. Vuole giocare contro Bruno Tedino, sempre più sotto pressione, sempre più traballante. Non vedo le zebre di vincere al momento per rivelare contro il Pordenone. Sì ragazzi, fa schifo questo allenatore. Sì, devo andare prima delle zone, non una merda. I ragazzi sono così, ragazzi, sono un porco. No comment, non commentiamo perché non voglio magari essere troppo cattivo anche contro la squadra, però l'allenatore del Pordenone mi fa cagare, ma non lo conosco neanche personalmente, ma io sono il cume, quindi devo offendere e bastonare tutti, punto. Speriamo di spaccare il culo invece anche. Tedino non presta attenzione ai commenti di Veneziana, godo. Adesso andiamo a vedere il calendario intanto, vediamo il calendario per capire. Dai, muoviti, caricati. Allora, calendario. Ora giocheremo col Pordenone, Ancona e Reggiana, ragazzi. Voglio almeno 7 punti. La formazione è praticamente fatta, titolare, però diamo ancora spazio a DHT perché mi è piaciuto. Andiamo a Pordenone per staccare gli avversari, raga, questo è l'obiettivo. Ok, fioi. Inizia il riscaldamento. Allo stadio Ottavio Bottecchia. Ragazzi, mi sto rispolverando un po' di Championship Manager, stagione 2000-2001, 2001-2002, sto giocando un po' al retro gaming, e me la godo. E me la godo a cannone, e comunque il Mantova ha vinto 3 punti, per tornare a 6, per piacere, cerchiamo di vincere. Se salari no. No, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo volete? Con energia, in bocca al lupo ragazzi. Cominciamo col nostro contropiedone, anche se è una squadra non forte. Audio. Tedino, saluto dalla mano a Veneziano che sono sparati in merda nel prepartita e inizia. Vai ragazzi. E un solo grido, si alzerà, forza Venezia, la, vai a quadro. DHT. Clemenza. Vai piantina, nostra piantina, si invola, la piantina si invola, vuole cross per Cutrone, eccolo qua, forse autogol, non lo so. No, Patrick, Cutrone, 1-0 Venezia. Dopo 8 minuti. I lagunari passano in vantaggio. Piantina Cutrone, ragazzi. Dai, fioi, dai però. Attenzione, gol. Subito gol di Arma. Rashid Arma. 1-1, incredibile. Dopo 3 minuti prendiamo subito il pareggio, incredibile. Pazzesco però, è pazzesco sto gol subito. Senza colpo ferire abbiamo preso il pareggio. Dai Fioi, vai Garofalo, vai Garo. Clemenza della Corte, DHT. Vai a Quadrone. Vai Garofalino. Piantina. Tomei para. Non ci voleva questo. Comunque ragazzi, volevo, visto che siamo in serie in Lega Pro, quindi non posso comprarle adesso, consiglio, sto facendo una stagione da sola anche col Torino, consiglio un giocatore fortissimo, un attaccante, Dolberg, Casper Dolberg, ve lo consiglio, e vabbè, il giamaicano Bailey del Genk, che adesso lo conoscono tutti, ma per chi insomma non l'ha ancora visto, è veramente un grandissimo giocatore. Poi vabbè, Basoer, che però è già il più famoso dei tre. Però sono 3 giocatori veramente buoni, se li ho provati e ve li consiglio, sia nella realtà ma anche nel gioco, sono veramente forti. E Dolberg e Bailey in maniera incredibile. Ok, siamo 1-1, allora adesso li dobbiamo attaccarli sti stronzi. Proverò a portarli a casa comunque nelle prossime, quando andrò in Serie A. Perché prima la vedo dura, non arriveranno mai. Allora, che sta giocando male, abbiamo DHT a 76. È un po' stanco DHT. Allora, mettiamo
Pippo Melegoni, che me lo godo il Melegoni. Vai Mele. Vai. Seconda frazione. Inteso, la prima partita delle 3 di solito è quella che falliamo sempre, eh? Dai ragazzi, svegliatevi, porca puttana. Un pareggio che non ci sta proprio. Dai, fioi, dai. Mamma mia, ragazzi. Male, 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 male. Molto male. E a sto punto proviamo. Proviamo la doppio attacco. Adesso possiamo permetterci anche di provare un'altra formazione. Quindi abbiamo Melegoni e Clemenza. Chiaramente siamo... come si dice? Siamo un po' sbilanciati. E Clemenza lo leviamo. E mettiamo Stulak, che mi fa il difensivo. Ok. Non riusciamo a portare a casa questi 3 punti, però non una gran partita oggi, eh. Infatti anche la pressione del Pordenone è aumentata. Bravo Stulak subito al recupero, vai, vediamo se è giusto il cambio. Vai Patrick, vai Patrick. Ma no, Patrick, c'era Piantina di là a destra. Cazzo. Niente da fare. Abbiamo 1 minuto e 50, sarebbe bello il gol al 90esimo. Vai Stulak, è entrato bene Stulak. Pippo Melegoni, vai Piantina. Ah, la Piantina se la allunga. Dai che sbagliano, bravo al Capone, vai Melegoni. E Melegoni sbaglia, questo è un brutto errore. Questo è un brutto errore a centrocampo. Occhio al seme. Bravissimo Melegoni che recupera, ma la riperde. Niente, finisce così, ho paura. No, oddio, oddio, no, forse lo prendiamo anche. Mamma mia, grandissimo. Che miracolo di fucking, mamma mia, che miracolo. Bravo, dai la beffa. Vai Patrick, fall. Va a cagare. Niente, finisce con un pareggio un po' così, 2 punti buttati col Pordenone. Vabbè, non sono per niente soddisfatto. Demotivato Clemente a Fioi. C'è poco da fare, cioè queste partite dobbiamo vincerle. 4 punti di vantaggio. Capone e Bianchi sono stanchi. Del Neri, visto lo stacco, chi vuole Del Neri? Mirko Gregoris, difensore senza fronzoli. 18 anni, vabbè, fa senza stampa, nei primi minuti del primo tempo. Sappiamo come spesso squadrato una strategia prudente all'inizio e quindi noi li attacchiamo per questo. Non commento la munizione da quadro. Non mi interessa niente degli avversari. Ciao. Volete stampa prepartita contro l'Ancona, 17esimo, questi dovevamo batterli, in casa. La mia relazione con Fabio Brini, meglio se ci evitiamo. Vabbè, la preparazione è stata eccellente, siamo fiduciosi. Perfetto, ciao. Col Pordenone abbiamo sprecato una bella occasione, ragazzi. Siamo partiti benissimo, 1-0 dopo 8 minuti. Però dopo ci siamo addormentati, purtroppo. Dai, raga. Adesso tutti insieme appassionatamente andiamo a vincere contro l'Ancona. Purtroppo non abbiamo ancora una continuità incredibile, questo purtroppo è abbastanza palese. Però, con calma, possiamo arrivare anche noi a qualcosa di grande. Cioè la promozione diretta. Ok, allora vediamo un po'. Allora. Vediamo un attimo a quadro. Possiamo rientrare Filippo Lora. Ok. DHT, qua sono tutti in forma. La titolare c'è, purtroppo loro
Sono un po' fuori condizione. In caso li mettiamo nel secondo tempo per farli riprendere un po' il ritmo partita. Però questa è per forza la formazione, no? Senza dubbio questa. Teniamo questa qua, ok. Siamo al Pierluigi Penzo, ragazzi, contro l'Ancona. Partita da vincere assolutamente. Per mantenere il vantaggio almeno di 4 punti. L'Ancona, insomma, ha messo mano in classifica. Ne dobbiamo approfittare, in un turno casalingo, diciamo, agevole, se così si può dire. Non vuol dire nulla che se manca quello stronzetto là. Ok. Voglio la vittoria. Li metto un po' di pressione, ma devono svegliarsi, ragazzi. In casa con l'Ancona, se non vinciamo, non avremo vita lunga in Serie B se ci andiamo. Però comunque non è che potrò fare 1000 acquisti, adesso per carità, la vedete a Copina si tira fuori la grana, però... Vai Piantina. Vai Patrick. Ah, Patrick la perde male. Occhio ragazzi. non bene questo inizio, Momente. Il Pierluigi Penzo è tutto vuoto però, Non va bene questa cosa. Vai Domizi. Vai Pippo. Vai Pippo. Pippo Lora sbaglia, Pippo Lora non è in una condizione accettabile, Momente. Dai che è il suo Momente, attenzione che è il suo Momente. Vai Zampa. Inizio di merda, Momente, gol. Fuori gioco, meno male, ma dobbiamo svegliarci, Mostratemi un po' di grinta, fioi, perché non ci siamo. Vai Diacate. Clemenza della Corte per Piantina. Parata di scuffia. Attacchiamoli. Vai Diacate. Bravo per Clemenza. Per Pippo Lora. Vai Patrick. Vai Capone. Capone per Re. Eccolo qua. La Piantina l'ha messa. 1-0. Brava, più grande Piantina. Ok. Continuate così. Dai, andiamo a fare il secondo, ragazzi. Per il momento nessun cambio, aspettiamo che siamo solo 1-0. Cerchiamo di fare il secondo, per piacere. Cerchiamo di fare il secondo. Dai, fioi, che volevo fare un po' di turnover. Allora. Deve entrare Deli. Per Filippo Lora che è ancora un po' secondo me discontinuo. E poi gli altri due sono fondamentalmente Marsura, lo mettiamo per Capone e aspettiamo per l'ultimo. Stiamo su controllo. No, oddio no. Ai. Occhio. No! Mamma mia. E concentratevi. Sentite i fischi dal Penza, non fischi di paura. No, Momente da solo, gol. Incredibile. Se devo provare anche sto modulo qua per quando sono in difficoltà, ma... Momento veramente negativo adesso, Dai fioi, dai. Vai Garofalo, vai Vanone, e la mette in mezzo e c'è il gol di autogol. No, Cutrone, è sempre Patrick, incredibile. Non so come ma l'ha messa, grande Ivan.
Cambio azzeccato, stiamo su offensivo a sto punto. Mamma mia, forse non so come l'ha messa di, di rimpallo, so solo che Cutrone l'ha messa, mamma mia. Bravi ragazzi, dai, per piacere. Anche giocando male dobbiamo portare a casa i 3 punti. Però non stiamo giocando bene adesso. Vai Vanone, grande assist di Vanone. Vai Vanone. Vai Vanone, bravissimo per Francesco. Fuori gioco? Sì, sì, fuori gioco. E si va a vincere 2-1 pesante come il culo della Bindi, fioi. Ben fatto. Però non giochiamo bene, ragazzi. Non stiamo giocando bene adesso. Mantova pareggia, perfetto. Ok. Questo è in inglese. Vabbè, ciao. Ha segnato la rete più importante. Sì, sì. Mi piacerebbe essere Cutrone, vince l'MVP del mese, mi dedica la vittoria ed è nello staff preferito. Queste sono cose molto molto importanti, ragazzi. Sì, Cutrone dedica il premio all'Ardita. Quindi per il prossimo anno Cutrone secondo me può rimanere. Questa è una cosa ragazzi, molto molto importante. Reggiana al Mapei Stadium, bisogna vincere punto e anche basta. La squadra c'è, Cutrone mi ama. Diacate ha preso il posto, a questo punto io lo lascio, mi è piaciuto. E niente. Finché la squadra c'è non posso cambiare, sono i titolarissimi. Anche se non stiamo giocando bene, Infatti se dovessimo fare una partita negativa anche questa, non dovrò rivedere delle cose, io ve lo dico, perché comunque cioè, in questa serie siamo tra i favoriti, quindi è vero che siamo 28-32, quindi con la partita in meno adesso possiamo ritornare a un bel vantaggio e tutto quanto, però voglio giocare bene, cazzo, non voglio vincere così. Ma siamo su controllo, intanto non metto contropiede, Colucci e Veneziano si salutano, belli, ciao. Vai. Dai ragazzi, voglio una bella prestazione al Mapei Stadium. Vai. Vai Piantina, vai Cutro. Lora. Clemenza. Vai Piantina, vai Piantina. Fuori di poco. Dai ragazzuoli, 20°. Dai ragazzi, dai. Vai Cutrone. Vai che Cutrone mi ama. Vai Patrick, vai amore mio, vai. Bello, peccato. Però fino adesso ci manca quel qualcosa. Ci mancano le goleade comendiane. Ai ai ai, Gol. Non ho parole. Aspettiamo un attimo. Perdiamo al Mapei Stadium. Mamma mia ragazzi, che momento così. Vai Cutro. Vabbè, non dico niente, aspetto la fine del primo tempo, perché mi stanno già girando i coglioni. Mamma mia che primo tempo orrendo. La stampa vi ha elogiato molto, dimostratelo cazzo. Dimostratelo porca puttana. Allora. Oggi male Piantina. Oggi se Piantina gioca male io metto Tortori, non mi interessa. Anche lui deve capire che se non gioca male va fuori. E anche Ivan per Cutrone perché oggi proprio non c'era. Ha fatto 2 tiri veramente da cioccolataio. Anche se il mio sta preferito, se gioca male devo levarlo. Dai fioi, svegliamoci adesso però, Mostrate un po' di grinta, fioi. C'ho gol. Mamma mia. Mamma mia, no, oggi la perdiamo.
Classica giornata storta. Classica giornata storta. Dai, speriamo di sfangarla almeno nel pareggio. Vai Pippo Lola, dai Pippo, dai. Vai Vanone. Vai Vanone. Fuori, fuori, fuori. Mettiamo Stulak per l'ora. Ma non voglio neanche guardare. Dai. Oddio, niente, no, no, oggi ci serve un miracolo, 2-0. Mamma mia che brutta partita oggi. Mamma mia che scoppolone che prendiamo. Vai Capone, l'incorna... Ma andate a cagare. Ma che cazzo di cross è? Potevo mettere 2 punte, vabbè. Non pensavo di perderla nel secondo tempo così. Si sta massacrando la Reggiana. Siamo una squadra tanto giovane, siamo ancora discontinui. Vai Capone. Dai Capone, dai. Sì, vabbè, ma basta con questi 9, adesso mi sentono. Nel prossimo video, ragazzi, cambieranno alcune cose, mi stanno girando i coglioni. Troppo egoisti però in questa partita. Cioè, quando le cose vanno male, tutti vogliono giocare da soli. Occhio, ma... Per carità la squadra è sbilanciata ormai, però che figura di merda. Questo è un 3-0 molto molto pesante. Meno male che abbiamo vinto la partita di prima, perché se no ragazzi con l'Ancona. Almeno un gol per il morale, per la bandiera. Mamma mia, no, guarda, troppo brutti per essere veri oggi. Troppo brutti per essere veri. Bravo Stulak. Stulak recupera tanti palloni, però Stulak... Gol. No, Iva, ma dai, Iva, ma che cazzo di gol ti sei mangiato? Mamma mia. Disastro assoluto. Finisce qua una partita vergognosa. Mamma, ho preso proprio le bombe. 4 punti di vantaggio, ma... brutta sconfitta. Adesso c'è il Sant'Arcangelo e il Padova, il prossimo video sarà durissimo. Non me ne frega un cazzo del Parma. Sì, è stato scioccante, lo devo dire. Adesso andiamo anche... Rosa. Riunione spogliatoio. Sì. Concordano tutti, ok. A parte sto stronzo. Dai. Ok ragazzi, allora vediamo le prossime partite da calendario per il prossimo video. Sant'Arcangelo, Padova e Bassano ragazzi, 2 derby, soprattutto col Padova. Non sarà facile perché il Bassano è messo anche bene, il Bassano è secondo, il Padova ottavo. Cioè con Sant'Arcangelo, ecco, quella con Sant'Arcangelo è la vostra vincere, raga. Vediamo Edera, uomo partita il primo, Edera il miglior media voti, come capocannoniere Russi, che sporo mi sto qua. 20 anni, questo da seguire, vabbè, bravo. E niente, saluto del comandante veneziano, prestazioni molto molto deludenti. Ciao!